Ecco, la notizia è sostanzialmente questa. Don Giampaolo Vianin viene oggi eletto vescovo di Chioggia. È un applauso dal cuore quello che accoglie nel Salone della Curia Vescovile di Padova l'annuncio del vescovo della città Claudio Cipolla. Don Giampaolo Dianin, figlio della Chiesa diocesana, attuale rettore del seminario vescovile e membro della segreteria del Sinodo, è stato nominato vescovo da Papa Francesco. Nato a Teolo, prete del 1987, Don Giampaolo Dianin è insegnante di morale sessuale e familiare presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Sarà ordinato vescovo in cattedrale a Padova il prossimo 16 gennaio. Alla sua nuova diocesi Monsignor Dianin ha già scritto una lettera. Vengo in mezzo a voi per ascoltare, conoscere, inserirmi in una storia che parte da lontano e che chiede da parte mia rispetto e stima. Non porto con me né programmi né strategie pastorali. Il 22 ottobre Papa Francesco ha chiamato Don Giampaolo Dianin, che così accoglie questo nuovo viaggio. Sono stati giorni un po' di subbuglio questi, subbuglio interiore, e confesso che qualche volta è venuta anche la tentazione di mangiarmi quel sì che avevo detto il 22 ottobre scorso alla chiamata di Papa Francesco. Ho sempre insegnato che per sposarsi bisogna lasciare il padre e la madre, ma anche onorare il padre e la madre. Visto che porterò come vescovo un anello sponsale, sento giusto rendere onore alla mia diocesi che mi è stata padre e madre. Vi ringrazio ancora tutti e se potete